Sandrone ha festeggiato Halloween. Vediamo, Ci sei, eccolo. Sandrone? Ciao. Sandrone! Buonasera. Che sei che sempre un succede? orologio? Non ho festeggiato Come non hai festeggiato? poco. Ma come poco? Non ti- Poco perché non è un periodo particolarmente florido dal punto di vista economico. Perciò non ti sei neanche vestito da... No. Mamma mia, mi dispiace. Ah, no? Mia mamma non ha potuto comprarmi il poteva- vestito da zombie. Da zombie. Sì, da zombie che avevo visto in un negozio nella Ah. vetrina. Come hai rimediato? Mi sono vestito da mia sorella. Il risultato è stato forse addirittura migliore? Anzi, dai. prima che il Tony mi domanda come si chiama, la saluto. Ciao Giliberta! Ah, la figlia... Giliberta! A Giliberta. Giliberta! Ah, invece la tua fidanzata? La Filiberta! Alla Filiberta. Senti, ma hai fatto, sei andato anche a suonare i campanelli, hai fatto dolcetto scherzetto, ti sei divertito? Sì, ma non mi hanno dato tanti dolcetti. Ah no? 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 No, perché quando dicevo dolcetto o scherzetto, loro rispondevo scherzetto, dai, fallo adesso, fammi vedere cosa ti si vuole fare, fammi scherzetto. Ah sì? E io non ero preparato Ah. e andavo via. No, ma dai. Andavo via senza dolcetto. In Eh. più, mentre stavo così guardando nel sacchetto quanti Sì. dolcetti avevo, è passato uno vestito da Dracula Eh. e mi ha detto se non mi dai tutti i tuoi dolcetti ti smorsego. No. Allora gliel'ho dati. Aiutate. Anzi, addirittura ha detto se non mi dai tutti i dolcetti ti smorsego ti e anche male. Sì, ma senti un po', ma giravi da solo o eri in compagnia? Da solo. Ah, Che tristezza. ma veramente, Ho, Che ho tristezza, provato a suonare alla Filiberta per Sì. chiedere di venire con me a fare il dolcetto scherzetto. Invece? Ma lei mi ha detto, no, non vengo con te Giliberta, perché pensava che fossi mia sorella, capito? Allora, ho detto, se fosse stato Sandone ci andavo, ma con te ho provato a suonare, ho detto guarda che sono io, sono Sandone, ma non c'è stato verso. Niente da fare. Così mi sono avventurato a cercare altre case da suonare. sì. Ma si vede che ho perso la strada maestra, mi sono avventurato in una stradina in aperta campagna Urca. e così mi sono perso No. e ho camminato per 5 ore. Potevi chiamare, no? A casa, Potevi farti venire a prenderti. prendere. No, Perché? perché siccome quello vestito da Dracula non è rimasto soddisfatto che avevo pochi dolcetti, mi ha detto allora dammi il cellulare. No! Perché mi ha detto se non mi dai anche il cellulare ti smorsego ti e anche a tua male. Insomma, a che ora sei arrivato a casa? Scusa, per curiosità. 20 minuti fa. In tempo per la diretta con noi. Giusto il tempo per trovare una sola offerta da una proporre sola- ai nostri amici che si seguono da casa. Dai, sentiamo. Allora, Una. un'utilissima trappola per topi istruttori. Topi Attenzione, istruttori. questa è una trappola per topi istruttori. Ah, A addirittura. topi, dopo quelli scemi, adesso Esatto, è un apposito sì. supporto lungo circa 30 cm, Sì, ok. telescopico anche questo, in materiale anti-urto, dove al centro è posizionata una lama affilatissima, Ancora, proprio al sì. centro Sempre. in maniera perpendicolare. Sì, certo. E all'estremità vi sono due vassoietti, Sì. hai capito? Uno Sì. dove potete mettere il formaggio e uno Sì. dove potete mettere il pane. Allora, loro, i topi istruttori, vanno Sì. là con i topi allievi e si mettono lì che dice, vedito, qua che il formaggio, qua che il formaggio, qua che il pane, qua che il formaggio e si tagliano la testa. Se ne acquisti 26 in omaggio 26. un chilo di pan e 1,5 etto di formaggio. Beh, minimo, insomma, per far funzionare al meglio, insomma. Tanto Sì. triste stasera, Sandrone. Penso non avevo neanche un dolcetto, mi sono mangiato le unghie. Ma dai, ma che tristezza. Quello vestito da Dracula No, è venuto ancora. qua e si è preso il nostro modem wifi. Ha detto se no mi smossegava, mi me male me pare. Sì, vabbè. E ti chiedono anche se la Gilberta è la bella, ma visto che l'hai scelta come... E mia sorella Giliberta. Sì. No Gilberta, Giliberta. Giliberta, giusto, eh? Siamo uguali praticamente, uguali. solo che lei ha i capelli più lunghi Ecco, ok. e è castana. Ah, ok.
In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.